Pomeriggio di cultura a Canicattì per trattare un tema attuale e interessante, un evento organizzato dall'Associazione Culturale Atena e del Lions Club Castelbonanno di Canicattì, che è l'intelligenza artificiale nell'ambito del service nazionale Lions 5.0. Tra opportunità e rischi, molto atteso l'intervento del professore Pira, autore del libro Piraterie 3, edito da Medinova. Interessanti gli interventi di Antonio Liotto, editore di Medinova, Emanuele Martire, ingegnere e docente di fisica. L'evento è stato moderato dall'avvocato Silvana Rinaldo, la lettura di Melania Curto, Anna Rita Lu, Teresa Monaca. Presenti le autorità lionistiche Giuseppe Caci, presidente della zona 27, Simona Iannicelli, presidente della 10ª circoscrizione. Hanno aperto i lavori il presidente dell'Associazione Atena Giovanni Salvaggio, la presidente del Lions Club Castelbonanno Flavia Licalzi. Grazie alla collaborazione tra l'Associazione Atena e il Lions Club Canicattì Castelbonanno, oggi parliamo di intelligenza artificiale e di metaverso. Sono due argomenti di grandissimo interesse e di grandissima attualità che io sviluppo in queste microstorie, che sono brevi analisi sociologiche, nel libro Piraterie 3. È la terza raccolta di una rubrica che tutte le domeniche sulla Sicilia, nelle pagine culturali, affronta proprio questo tema, cioè come l'uomo si pone con l'avvento delle nuove tecnologie e soprattutto come le relazioni anche umane stanno cambiando, che cosa è cambiata nella nostra vita e che trasformazione c'è in questo momento di grandissima rivoluzione digitale. È una rivoluzione forse più importante della rivoluzione industriale, una rivoluzione che cambierà la nostra vita, il nostro lavoro, i nostri affetti. È una rivoluzione a tutti gli effetti a cui ci dobbiamo preparare senza aver paura, ma con un minimo di consapevolezza di quello che queste nuove tecnologie possono rappresentare. Sì, diciamo che il mio intervento sarà finalizzato a spiegare in parole molto semplici che cos'è l'intelligenza artificiale, cosa stiamo vivendo in questo momento e come si potrà evolvere nel futuro. Sembra che sia un argomento che per noi non ci interessi più di tanto, invece ci accorgiamo che istante per istante viviamo questa intelligenza artificiale. Come lo viviamo? Lo viviamo in qualsiasi momento, quando vediamo le previsioni meteo per esempio, quando andiamo a fare una ricerca su internet, quando facciamo per esempio un acquisto su internet, già tutto è permeato di intelligenza artificiale. Come si evolverà? Ecco, questo è il problema, come si evolverà quando l'intelligenza artificiale passerà da quella che attualmente è un'intelligenza debole a una forte, cioè un'intelligenza che potrà essere paragonabile all'intelligenza dell'uomo. Ecco, questo è in sintesi il mio intervento. Il libro di Francesco Pira è molto particolare in rapporto agli altri che sono stati pubblicati dalla Medinova, perché tratta un tema specifico, attualissimo, che riguarda l'intelligenza artificiale e tutto ciò che attorno a questa intelligenza si muove. Quindi c'è la possibilità di essere informati in maniera corretta sulle tematiche che spesso vengono presentate in maniera distorta. Il professore Pira è un esperto in comunicazione e sociologia e conosce tutti i meccanismi che permettono per esempio di capire se una notizia è falsa oppure no, e quindi questo aiuta tutti i lettori potenziali di questo libro. Che rientra tranquillamente nell'attività della Medinova, che è cultura per andare oltre, e quindi è importante che attraverso la Medinova vengano fuori libri di grande valore culturale. Siamo già a 140 titoli pubblicati ed è un'attività senza dubbio importante che permette di trattare materie diverse dal punto di vista storico, narrativo, poetico nella nostra società che ha bisogno tanto di cultura. Questa sera abbiamo l'onore di poter presentare nella sede dell'Associazione Atena un evento organizzato in collaborazione con il Lions Canicattì Castelbonanno che ha ad oggetto la presentazione di un libro del professore Francesco Pira, Piraterie 3,
sviluppato tutto attorno al tema dell'intelligenza artificiale. È un tema attualissimo, attorno al quale tutti sentiamo l'esigenza di avere delle conoscenze, degli approfondimenti, di ampliare un po' i nostri orizzonti. L'obiettivo di questo incontro è un po' di avvicinarci, acquisire un po' di rudimenti che ci possono un po' permettere di comprendere questo universo nuovo, questa realtà nuova per la quale mancano gli strumenti.